Che calcio che va, riprendiamo il nostro filo che si era spezzato l'anno scorso perché c'è stata la pandemia, quindi a livello sia televisivo che a livello radiofonico, con una via di mezzo, la possibilità di poter produrre queste puntate che riguardano appunto il calcio, sempre nello stile di Che calcio che fa, nella versione online tramite le pagine dedicate di Facebook, che rappresentano comunque una buona piattaforma per poter parlare di calcio. Lo facciamo sempre nello stesso stile, con lo stesso stile, nello stesso modo, quindi con personaggi che comunque anche producono libri, come per esempio avremo oggi Davide Grassi, che ha scritto un libro che appunto vedremo tra poco, non vi dico, non vi svelo niente, e poi l'altro ospite che è un giornalista che è un po' più distante da Milano, e quindi avrò anche il piacere di sentirlo, di vederlo, quindi assieme a voi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente abbiamo la possibilità di interfacciarci in lungo e in largo anche con varie zone d'Italia, senza avere grossi problemi dal punto di vista appunto logistico. Che calcio che fa andava in onda su Lombardia TV, quindi andava in video, in replica al sabato, in diretta al venerdì, e quindi invece in questo momento abbiamo optato di fare appunto la trasmissione al lunedì, anche perché poi abbiamo proprio il riscontro del weekend calcistico. Ricordo che questa trasmissione si appoggia, diciamo, grazie anche all'aiuto appunto di ProPhoenix, che è una società che produce integratori. Ma adesso, senza perdere molto tempo riguardo a questo con le chiacchiere, questa puntata numero 1 del 2021, io introduco subito gli amici che sono, li vedo subito già in sottotraccia. Ecco qui Davide Grassi. Ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, Davide Grassi, che è è scrittore, giornalista ed è autore e voce di Radio Rossonera, con un curriculum molto importante di libri scritti, e con l'ultimo libro che andiamo a vedere subito, che è questo, Un calcio alla guerra, scritto insieme a Mauro Raimondi. Dall'altra parte, quello che dicevo, un po' più distante appunto da Milano, ma dalla Toscana, abbiamo invece Maurizio Ceccarelli. Ciao Maurizio. Ciao Fulvio, buonasera a tutti. Ecco, vediamo già la bella cadenza toscana. Quindi Maurizio Ceccarelli è giornalista del Tirreno ed è addetto stampa del Hockey Club di Follonica, in Serie A, giusto? Io sono un po' ignorante in questo. Serie 1, sì. In Serie A1, e poi è direttore, presidente dell'Inter Club Giacinto Facchetti di Follonica. Non è un caso che vi abbia convocato a questa trasmissione, e quindi vi ringrazio ovviamente per partecipare appunto a Che calcio che fa. Davide Grassi, provenienza milanista, Maurizio Ceccarelli, provenienza interista. Io mi astraggo, io mi tiro fuori perché devo solo proporre delle varie situazioni, poi magari ogni tanto qualche piccola incursione riuscirò a emetterla. Allora, iniziamo con Davide, no? Che è quello che secondo me è un po' più sorridente. Non so come mai, ma i milanisti sono sorridenti. Dei miei amici hanno detto, beh, ma insomma era importante, diciamo, un po' aver superato l'autostima, insomma, una verifica. Allora vuol dire che quest'Inter faceva veramente paura, vero Davide? Vabbè, l'Inter è campione d'Italia, quindi inevitabilmente è un ostacolo duro, poi il derby, inutile dirlo, è sempre il derby, però devo dire che è stata una partita molto combattuta, molto vivace, mi sono divertito, magari tecnicamente non eccelsa, ma sicuramente molto intensa. Ho visto un primo tempo con il Milan forse più in partita, l'Inter è venuta fuori verso gli ultimi minuti, e nel secondo tempo si è ribaltata un po' la situazione, ho visto l'Inter più in partita, il Milan è venuto fuori negli ultimi minuti, quindi alla fine mi sembra che il pareggio sia anche giusto, dai. Beh, questo è vero. Io trovo che sia stato un derby molto appassionante e molto tirato, specie il primo tempo, perché vedevo dal punto di vista tattico le coppie in campo che erano molto precise e attaccate l'uno con l'altro. Non so se Maurizio è di questo avviso. Beh, intanto è stato un derby vero, un derby bello, combattuto, nessuno si è tirato indietro, tutte e due le squadre hanno cercato di portarsi a casa l'intera posta.
alla fine sì, come ha detto giustamente Davide, l'Inter ha avuto predominio nella metà del secondo tempo abbastanza netto, alla fine il Milan ha avuto però due ottime occasioni, insomma ricordiamo il palo clamoroso e poi successivamente la palla, anche sì, la palla derby, insomma, perché se probabilmente mette dentro quella non c'è più niente da fare, però in precedenza anche l'Inter aveva avuto delle ghiottissime occasioni, alla fine è scappato fuori un pareggio. Io devo essere sincero, gli ultimi minuti ho sperato che finisse in quel modo, perché rimanere a 7 punti è un conto, precipitare a 10 sarebbe stato veramente difficile da digerire e anche difficile per il proseguo del Ecco, campionato. Quindi alla allora, fine va bene così. alla fine va bene così. Devo dire la verità che io invece avevo scritto un post perché c'era stata una pressione da parte di area milanista che diceva se l'Inter perde va a 10 punti. Io devo dire la verità che l'Inter a 10 punti avrebbe avuto comunque questi prossimi 81 punti a disposizione, quindi averne 10 da dove, certo, è più complicato. Aver perso il derby è una cosa, sarebbe stato indubbiamente una situazione molto ma molto negativa, più difficile, più complicato, però arrivato a un certo punto basta, non so, innanzitutto fare un filotto, la premessa deve essere questa, altrimenti non riesci a raggiungerlo, giusto Maurizio? Devi fare un filotto, perché qua stiamo a parlare di punti comunque che sono andati via nel recente in una forma più o meno cristiana, e quindi si fa in fretta a perdere 6 punti in 3 partite, fai 3 pareggi e quindi, Sì, quindi anche come monito nei confronti del Milan, ecco. certo, Maurizio. da un punto di vista dei numeri sono d'accordo con te, i punti in palio sono ancora tantissimi. Insomma. Alla fine siamo appena a novembre, quindi bisogna arrivare a maggio. Però forse psicologicamente poteva avere un contraccolpo pesante, ecco, perché insomma perdere il derby, perderlo magari poi male, perché comunque, come detto, l'Inter ha giocato una grandissima partita, quindi poteva avere, ecco, un contraccolpo difficile. Sono contento del pareggio, Fulvio, alla fine. Sono contento del pareggio e sono contento di essere 7 punti, poi alla fine sono pochi, no? Perché Sì, sono due vittorie. Quindi, ributtiamo questa, diamo la palla a Davide Grassi, ecco, quindi una palla ma non un volano, perché so che ha avuto un piccolo incidente ieri, lui è un campione di volano, insomma dei passati. Badminton. Sì, scusa, il Paddington, perché ovviamente il volano, certo, non è la stessa cosa, però la pallina non è chiamata volano anche in quel caso? Sì, certo. Ah, ok, quindi ieri c'è stato un incontro ravvicinato con un volano, però insomma vedo che le cose stanno andando meglio a livello appunto di colpo all'occhio. Stavamo dicendo questa cosa, insomma i 7 punti in un attimo possono, dipende insomma dal percorso che sta facendo la propria squadra, l'Inter e il Milan. Il Milan mi sembra molto quadrato, una squadra che quest'anno fa punto su punto, facendo punto su punto, già stando, segna dopo 20 minuti contro la Sampdoria, porta il risultato a casa. Ecco, sono situazioni molto importanti perché alla fine sono punti, vuol dire che ci si fortifica. Sei d'accordo in questo, al di là di quelle che possono essere delle piccole mancanze tecniche oppure anche della emergenza di questo periodo, perché il Milan effettivamente è un po' in emergenza? Sì, il Milan purtroppo ha sempre questi infortuni che condizionano un po' il rendimento, ma è una cosa che ci trasciniamo già dall'anno scorso, anche quest'anno si è ripetuta, però la cosa positiva è che bene o male chi è chiamato a sostituire i cosiddetti titolari si fa quasi sempre trovare molto pronto, e devo dire che l'aspetto positivo finora del campionato del Milan è che siamo riusciti a vincere delle partite, magari chiamiamole sporche, nel senso che magari gli altri anni, quelle partite in cui non giocava bene, il Milan poi magari si vedevano in pareggio, addirittura si perdevano. Invece quest'anno anche alcune partite magari non giocate al massimo, siamo riusciti a portarle a casa con i 3 punti, e questo è un segnale positivo. Ecco, mi sembra arrivato a un certo punto che Pioli, a parte il fatto che è un buonissimo allenatore, c'è sempre un po', aleggiano sempre quelle nomee, no, nei confronti di alcuni allenatori. Ma quell'allenatore non può assurgere, non può diventare, non è allo stesso livello, però in fin dei conti qua ha dovuto gestire comunque un'emergenza nel periodo Covid, ha dato una linea alla squadra, ha dato un'impronta tecnica, gestisce dei giocatori anche importanti, vedi Ibrahimovic, con cui penso che ne sia facilissimo ragionarci, ma penso anche ad altri, a Giroud stesso, eccetera eccetera. Quindi l'affare Donnarumma, per esempio, dell'anno scorso,
arrivato a un certo punto, tutte queste cose hanno un senso, hanno un valore, è importante da questo punto di vista avere un allenatore che non è solo quello che va a fare i punti, anche se sono fondamentali i punti. Sì, guarda, quando è arrivato Pioli, io come tanti ero abbastanza scettico e mi sono ricreduto totalmente perché ha preso una squadra che era disastrata, ricordiamoci in che condizioni era il Milan quando è arrivato Pioli, nessuno credeva in lui, invece ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, poi secondo me lui è molto abile anche dal punto di vista psicologico perché è una persona sempre controllata, pacata, questo dà magari sicurezza ai giocatori, è riuscito a creare un gruppo e sappiamo tutti quanto sia importante il gruppo per ottenere dei risultati. Il Milan mi sembra che questo lo abbia. Davide, tu che sei giornalista, scrittore e ami giocare con le parole, come definiresti il Milan con un aggettivo o anche un sostantivo in questo momento ben preciso? Ecco. Determinato, mi sembra un Milan determinato rispetto all'anno scorso, poi mi sembra ci sia più convinzione, grazie anche al fatto poi che alcuni giocatori sono molto maturati, mi riferisco a Tonali che quest'anno non ha sbagliato una partita, è uno dei migliori del Milan, mentre l'anno scorso lo vedevo ancora un po' timidino, così impacciato. Anche lo stesso Brahim Diaz che mi è cresciuto tantissimo, quindi mi sembra una squadra con dei giovani che stanno crescendo e questo mi fa ben sperare anche per il futuro. Ecco, rivolgo la stessa domanda ovviamente a Maurizio, visto che maneggia le parole anche lui. Un aggettivo per quest'Inter in questo momento, questa fotografia dell'Inter, come la definiresti? Ma l'Inter è geniale, è una squadra che può veramente fare tutto in tutte le partite, una squadra che ha grandi capacità anche di subire, di rialzarsi, di reagire, quindi è questa l'Inter di quest'anno. Rispetto allo scorso anno forse è meno cinica, non so, l'anno scorso ecco, riusciva a incanalare le partite come voleva dall'inizio, quest'anno forse deve soffrire un po' di più, però è comunque anche quest'anno in grado di ribaltare ogni situazione. Fino a questo momento è stato così. Molti dicono che non è riuscita nelle partite, negli scontri diretti, no? Si è fatta sempre rimontare. Io ieri sera non ho visto questa situazione perché una squadra che segna dopo pochi minuti e subisce il gol dopo 6, il gol del pareggio, secondo me non si tratta di una rimonta, ma di una partita aperta e ancora tutta da giocare. Quindi ha perso qualche punto di troppo, questo va detto. Soprattutto, ecco, oggi mi viene in mente ovviamente il pareggio con la Sampdoria, mi viene in mente la sconfitta con la Lazio. Io non sono uno di quelli che va a ricercare i punti persi per strada, però credo che 3 punti, i 2 con la Sampdoria e almeno il pareggio con la Lazio, oggi l'Inter li meritasse. Beh, insomma, quindi tu mi parli di un episodio, però il gol alla fine può venire da un'autorete, quindi ci sta, no? Pensa dopo le occasioni che ha avuto l'Inter nel secondo tempo, che sono stati dei rigori in movimento, c'è stato il palo finale di Salemè, che c'è stato l'appoggio sbagliato di Chessy, e vince la partita il Milan. Di che cosa rimaniamo a discutere adesso? Di una partita andata storta o di una prestazione? Alla fine qual è la cosa più importante? Fare vedere il bel gioco e quindi prodursi in un certo modo, al di là del fatto che l'Inter ha un buon gioco, non è diciamo eccelso da un punto di vista proprio filosofico, chiamiamolo così, oppure andare a prendere i punti, quello che sta facendo il Milan, che è confortato anche da momenti da sprazzi, non è sempre continuo, da sprazzi di buonissimo gioco, cioè quando supera la metà campo riesce secondo me a sviluppare delle azioni con dei bei passaggi. L'Inter è un po' più attendistica da questo punto di vista, riparte con un po' più di lentezza, ecco. Davide, qual è la costante? Voler sempre dimostrare di saper giocare con un buon livello di gioco, perché tramite il gioco si raggiungono i risultati, oppure bisogna essere un po' più cinici e sparagnini? In fin dei conti il Milan tendenzialmente è sempre stata la squadra del bel gioco e l'Inter quella più garibaldina, però tu prima hai detto determinata, e allora vuol dire che c'è qualcosa che è un po' più meno bella, ne abbiamo anche parlato, no? Appunto anche in precedenza, quindi sei d'accordo che il bel gioco è relativo?
Ma io sono un amante del bel gioco, quindi sostengo sempre che bisogna cercare anche di offrire uno spettacolo adeguato Maurizio è proprio milanista, non c'è niente a da chi fare. paga il biglietto. Però è anche vero che poi alla fine per vincere un campionato, come dicevo prima, bisogna riuscire anche a portare a casa quelle partite in cui magari il gioco non è così bello da vedere, perché non sempre uno può giocare a un certo livello, quindi quello poi alla fine può fare la differenza, prendere quei punti nei momenti in cui non si è particolarmente brillanti. Ho capito. Vabbè, insomma, questa è la situazione. Insomma, prendere alla fine. Io sono invece convinto di una cosa, che una via di mezzo ci vuole, perché se tu arrivi a fare i 3 punti vuol dire che comunque hai una capacità e hai un gioco per andare a farmare. L'estetica la lascio un po' in disparte. Sono un interista da questo punto di vista. Vabbè, parliamo di un giocatore, perché ieri hanno parlato tanto, vabbè, insomma, ha avuto coraggio a battere il rigore, eccetera, eccetera, quindi Hakan Çalhanoğlu indubbiamente lo aspettavano al varco. È stata giusta, Maurizio, la scelta di schierarlo, poteva essere un flop. Per me ieri ha giocato molto bene perché è entrato in quasi tutte le trame, ha recuperato palloni, è stato incisivo nel far girare la palla, nel trovare anche dei canali particolari, sventagliando a destra e a sinistra. È un giocatore che sta crescendo, secondo me. Qual è il tuo pensiero? Ma secondo me è stato giusto. Io l'ex lo farei giocare sempre, cioè non ci sono discussioni. Le motivazioni che ha un ex sono talmente forti che era importantissimo farlo giocare, e ha risposto con una grande prestazione. È chiaro, quando ha chiesto a Lautaro di poter tirare il rigore, insomma, sono passate un po' di cose per la testa, perché non è facile per un giocatore fischiatissimo già da riscaldamento, insomma, mettere la palla sul dischetto e calciare il rigore sotto la curva sud, poi fra l'altro. Quindi ha avuto coraggio, ha avuto personalità. Rigore non perfetto, perché è tirato abbastanza centrale, e quindi da questo punto di vista condivido la scelta di Inzaghi, ecco, di averlo impiegato. Davide, che effetto fa avere un giocatore di quel livello? Perché l'anno scorso, in fin dei conti, quando mancava Çalhanoğlu, sembrava che mancasse quello che illuminasse il gioco, no? Era un giocatore che era un po' fondamentale. Però, appunto, scelta di Pioli, della dirigenza, puntare più che altro su Brahim Diaz, e quindi, al di là della questione del contratto, no? Credo che lì c'è una questione anche, una questione soprattutto, una questione, non è solo una questione, penso, contrattuale, penso che sia una questione di scelte, cioè è inutile andare a spendere quando noi possiamo avere comunque uno in casa. Qual è il tuo pensiero? L'avresti tenuto, al di là della questione appunto contrattuale? Ma guarda, ti dico la verità, io ho visto giocare Çalhanoğlu al Milan 3 anni e l'ho visto giocare bene 6 mesi. È un giocatore che ha delle qualità tecniche, ma è un giocatore molto discontinuo. Quindi ammetto che ieri ha fatto una buona partita, forse anche perché aveva degli stimoli in più, poteva evitare magari anche certi gesti. Sì, quello è vero. Questo è un altro discorso. Però appunto a me non ha mai convinto molto per questa sua discontinuità. Adesso all'Inter lo seguo meno per ovvi motivi, però al Milan, soprattutto all'inizio, ha fatto parecchio fatica. Poi era ricomparso durante il periodo del Covid, quando gli stadi erano vuoti, e ha fatto anche delle buone partite, però ripeto, 6 mesi in 3 anni mi sembra un po' poco per le cifre che chiedeva. Ecco, una domanda a tutte e due. In quale zona del campo dovrebbe andare a migliorare il Milan e l'Inter? Partiamo con Maurizio. L'Inter dov'è che dovrebbe andare a migliorare per cercare cioè, per esempio, Lautaro in questo periodo qua gioca in avanti, non ha una spalla come Lukaku, non gioca attaccato a Lukaku, ma gioca, perché Lukaku non c'è più, ma come posizione in campo Dzeko non è a fianco a lui, ma è più dentro al campo e gira per cercare di fare tutte le varie imbeccate, no? I vari passaggi che possono, e la sua fisicità anche. Che cosa in quale zona del campo dovrebbe andare a migliorare? Questa zona, oppure magari, non so, migliorare sulla fascia, per esempio? Ma è chiaro che Lukaku non c'è più, Hakimi non c'è più, sono giocatori straordinari, e li hai rimpiazzati, ma è chiaro che non è la stessa cosa. Ma io, guarda, più che di zone di campo, io credo che l'Inter debba gestire un po' meglio le varie situazioni, ecco, deve stare più attenta, deve stare
più concentrata, perché ha dato, secondo me, dimostrazione di poter giocare bene, di poter segnare, di poter difendere anche molto bene, quindi serve un po' più di attenzione, ecco, fu il punto dove Inzaghi deve lavorare di più. Ho capito. Davide, invece dal tuo punto di vista, il Milan in che cosa può ancora migliorare? Ma il Milan secondo me dovrebbe ampliare ancora di più la rosa, spero che a gennaio intervengano sul mercato perché già migliori rispetto all'anno scorso, però abbiamo visto anche in questo derby che ad esempio l'assenza di Fernandes si è fatta sentire parecchio perché la prestazione di Ballo-Touré non mi ha convinto molto, non è la prima volta. E poi anche in mezzo al campo credo che ci vorrebbe un'alternativa valida a Diaz che magari non può giocare tutte le partite, quindi insomma ci vorrebbero un paio di interventi per mettere a disposizione di Pioli una rosa ancora più competitiva, anche se peraltro già lo è. Ecco, senti, per il centrocampo invece siete a posto, vi reputate a posto? Sì, beh, direi che abbiamo Tonali, 5 Chessy, giocatori, 6. Benasser, Bakayoko, Krunic. Poi adesso c'è la situazione di Chessy da valutare perché bisogna capire anche di cosa succederà, però in questo momento c'è Tonali su cui possiamo contare e gli altri farli votare. Secondo me il centrocampo siamo abbastanza coperti. Ecco, parlando di centrocampo, Maurizio, il centrocampo dell'Inter ha vari giocatori. Sentivo una voce, ok, c'è un ritorno. I giocatori dell'Inter tendenzialmente a centrocampo dovrebbero essere quelli, i soliti, da Brozovic, che è imprescindibile, Barella, che ieri probabilmente ho avuto una botta, insomma comunque non era il Barella solito, tra parentesi il tacco che fa, da cui dopo alla fine scaturisce il fallo che lui va a fare su che sì, mi sembra, e dopo c'è appunto il cross la punizione di Tonali e c'è il pareggio, no? Credo che quella per esempio è stato, non ha avuto la testa lì in quel momento di essere freddo, lui che di solito è molto istintivo ma è anche freddo. Çalhanoğlu è il giocatore che quindi va in quella direzione lì, tutti gli altri non c'è proprio spazio quindi per Vidal, Vessino, anche Vessino che sembrerebbe rientrato, no? Allora, su Barella sono d'accordo, ma è già qualche settimana che non è al top. E poi Fulvio, manca Eriksen e manca Sensi. È inutile stare a... Eriksen in questo momento manca tantissimo all'Inter, è comunque un giocatore con le sue caratteristiche. Sensi anche non riesce a riprendersi, gioca un pezzo di partita e poi comunque ha ancora problemi fisici, e secondo me questi due giocatori sono davvero due assenze pesantissime Ecco, senti, meno male che c'è Darmian sulla destra che sta facendo un doppio lavoro, molto bravo, preciso, finché ha il fiato per poter fare queste cose. Ieri si è visto anche l'azione del secondo rigore, quando ha scartato in una certa direzione, cioè ha scartato fisicamente andando da una parte e quindi facendo commettere il fallo al difensore. Dumfries, io l'avevo visto agli europei, sinceramente ho detto beh, è un bel acquisto, però fino adesso non ha ancora capito un po' la posizione che deve tenere, un po' un ibrido. È un giocatore che verrà fuori secondo te? Ma il fisico ce l'ha, le qualità nelle prime partite ha dimostrato di poter far bene. Mi sembra un po' fuori fase, non mi sembra completamente sul pezzo, anche da un punto di vista mentale. Ecco, ha fatto degli errori anche in Coppa abbastanza elementari, ecco, quindi ci sarà da lavorarci. L'importante è che il ragazzo stia tranquillo e che San Siro, insomma, fra virgolette, lo perdoni, perché insomma, sappiamo benissimo l'impatto che ha San Siro su San Siro non è mai tranquillo, lo specie so, poi quello San Siro interista. sì, la San Siro interista, il primo anello di San Siro è veramente qualcosa di terribile per i nuovi, quindi ci vuole pazienza, speriamo che insomma riesca a entrare mentalmente nel mondo Inter. Va bene, beh, sembra che abbiamo sviscerato abbastanza l'argomento del derby, no? Insomma, è stato un bel derby, insomma, adesso superato, scollinato, perché anche l'Inter comunque poteva avere paura appunto di andare ai famosi 10 punti, quindi non si sa mai, no? Poi il Napoli ha fermato il suo passo, che era un passo anche, mi sembrava anche un po' eccessivo, no? Perché insomma, quando fai filotto così lungo, insomma, prima o poi
Parlando del futuro, il Napoli è una squadra su cui appunto bisogna fare molta attenzione. A me sembra che incominciano a essere degli scricchioli tipici dell'ambiente napoletano, cioè a loro non va mai bene niente, non so come mai. Qual è il pensiero, Davide? Ma speriamo sia così, ovviamente. C'è anche da dire che il Napoli sicuramente è un'ottima squadra, però si dice che le squadre di Spalletti nel girone di ritorno inizino un po' ad andare sulle gambe, questo è l'auspicio che abbiamo sia come milanisti che sia commenteristi, credo, no? Vedremo, anche se comunque è una squadra sicuramente molto competitiva quest'anno. Maurizio, riguarda il Napoli. È una bellissima squadra, ma io ho poca fiducia nel Napoli che possa arrivare in fondo al campionato così come è partito, come avevo poca fiducia anche nella Roma. Sono ambienti molto molto particolari, voi lo sapete meglio di me, e deve andare tutto bene dall'inizio alla fine per poter centrare un obiettivo. Quindi questo è il mio pensiero, cioè, nonostante il Napoli sta facendo un bellissimo campionato, sta giocando molto bene, c'ha giocatori di qualità, c'ha un allenatore comunque molto bravo come Spalletti, però credo che non possa tenere fino alla fine. Napoli 32 punti, Milan 32 punti, Inter 25 e l'Atalanta 22. L'Atalanta che è un po' particolare, nel senso che è partita un po' male, poi ha ripreso, c'erano certi giocatori che a Gossens fuori, esistono dei giocatori che non sono ancora molto in forma, lo stesso Muriel per esempio, ha riproposto Ilicic, più i nuovi anche da testare i nuovi, quindi Gasperini è uno che sa plasmare i nuovi profili. Alla fine della fiera è partita maluccio, però è lì. Sì, certo, sono sempre 10 punti dalle prime in classifica, però comunque è in una buona posizione. Pensate ancora a una squadra come l'Atalanta che possa rappresentare la sorpresa di questi, che è stata la sorpresa di questi ultimi 3 anni, continuare a esserlo? Maurizio? L'Atalanta a me è una squadra che piace molto perché da diversi anni che sta dando spettacolo e è un esempio sotto diversi punti di vista. Ho detto, non penso che possa arrivare a competere per lo scudetto comunque quest'anno, sicuramente però arriverà nelle zone alte della classifica perché ha i giocatori per farlo. Ha giocatori per farlo, quindi ha anche nuovi profili per farlo. Maurizio, il tuo pensiero? Beh, intanto ormai l'Atalanta viene affrontata da tutti come una big, no? Quindi la sorpresa ormai è andata, è una squadra forte, è una squadra allenata da un tecnico insomma, che conosciamo tutti, molto preparato, che sa di calcio. C'è da dire che la Champions porta via molto all'Atalanta, secondo me, perché ha una rosa chiaramente non come quella di Inter, Milan e Juventus, che già la Champions dà fastidio a queste grandi, immaginiamoci insomma a una squadra come l'Atalanta, e quindi per lo scudetto assolutamente no. Farà una grande stagione, sarà fra le prime, spero, mi auguro che possa fare bene e un bel cammino anche in Champions, perché comunque è una squadra che dà spettacolo ed è sempre un piacere vederla giocare. Allora, io ho il video a fianco e quindi ho la classifica e in questo momento ho le 4 fasce dei primi 4 posti di questo sito e sono tutti in colore verde. Poi abbiamo 2 belle fasce arancioni, pum, guardo Lazio e Roma. Quindi la Lazio e la Roma, che quindi la Roma sta perdendo, sta segnando un po' il passo, perché mi sembra che non è stato un rigore molto bello quello dell'altro giorno, appunto di Cristante. Sono i soliti falli che non si riescono a capire. Mi è sembrato abbastanza fallo, però effettivamente in questo momento storico mi sembra che stiano dando dei rigori che servono più per far polemica e far audience. Prima di parlare del VAR, che anche ieri è intervenuto ovviamente, Lazio-Roma, una squadra conservativa come quella di Sarri, prendendola da Inzaghi, e quindi la nuova stagione doveva essere in qualche modo conservativa, ma con degli innesti di idee più che altro che di uomini, visto che non è che sono stati fatti grandi acquisti. Dall'altra parte la Roma invece doveva far chiarezza. Mi sembra di capire che Mourinho è un po' in stato confusionale e Sarri invece ha le idee chiare. Maurizio, riguardo a te, riguardo a questo? Beh, Mourinho è arrivato fra tantissimo entusiasmo, perché il personaggio credo che lo meritasse anche per quello che ha fatto nella sua carriera, a parte il triplete con l'Inter, insomma, ma anche con il Porto, anche con il Manchester, insomma, un allenatore
sicuramente vincente, però è arrivato a lavorare in un ambiente, come dicevo prima, veramente molto molto difficile. Vincere a Roma credo che sia un'impresa difficilissima per tutti, e si sta dimostrando così anche per Mourinho. Beh, la Lazio, chiaro, Sarri è un allenatore molto, molto bravo, un allenatore che sa perfettamente quello che vuole, però la Lazio è già qualche anno che sta facendo degli ottimi campionati, ha dei giocatori ormai da qualche anno lì. Non vorrei che fosse arrivato un po' il momento di cambiare, ecco, anche sì, secondo me sì. Davide, Parlo di giocatori. dei giocatori, e qualche giocatore da un po' che erano lì per essere venduti, e poi Esatto. Davide, che pensiero hai? Anche che tu sei d'accordo con Maurizio? Sì, sostanzialmente sì, vedo la situazione di Mourinho molto critica, perché poi anche prendere 6 gol in Norvegia, è vero che non giocava la squadra titolare, c'erano parecchie riserve, però si può andare a prendere 6 gol in Norvegia oggettivamente. Quindi lui fa molto il personaggio, però questa Roma credo che possa durare poco. All'inizio forse fa presa, però poi se i risultati non arrivano potrebbe essere addirittura controproducente questo suo atteggiamento. Per quanto riguarda la Lazio, forse come squadra la vedo ancora meglio della Roma, perché comunque è un po' più quadrata, però sì, non fa mai quel salto di qualità che poi le consente di arrivare veramente a livelli più alti. Perciò le vedo tutte e due un po' nel limbo, le due squadre romane. È sempre un po' quello che loro, con Inzaghi hanno sfiorato più volte, sono entrati anche in Europa, però appunto è sempre lì perché manca effettivamente la linfa vitale, giocatori importanti nuovi che di volta in volta vanno a ingrossare un progetto, invece appunto è abbastanza stazionario. Ho accennato al VAR, ieri il VAR è intervenuto, devo dire la verità, che anche essendo interista ovviamente ero contento del rigore iniziale, però per me quei rigori lì non dovrebbero essere fischiati. Devono essere fischiati perché il giocatore tendenzialmente mette la gamba, sa benissimo che gli prende lo spazio tra pallone e gamba, va anche a colpire magari il giocatore avversario, l'avversario automaticamente incespica e quindi si fa caricare. Per me quelli non dovrebbero essere dati dei rigori. Poi vabbè, magari nello specifico uno può dire magari che sì, è stato più cruento, altri dicono no, è lui che ha fatto il fallo. A me sembra che serva tutto per fare polemica. Davide, sei d'accordo da questo punto di vista? Era rigore o non era rigore? Il VAR deve intervenire? Come deve intervenire? Perché siamo in un momento veramente di grande, per me siamo di grande confusione, per noi che siamo fruitori dello spettacolo. Spero che non lo siano loro che stanno dentro la cabina di regia. Ma guarda, a me non piace mai molto parlare degli arbitri, degli episodi, perché poi si scivola in polemiche anche poco piacevoli. Detto questo, sono d'accordo con te che certi rigori alla fine, adesso al di là di quello di ieri, che anche in questo caso secondo me è molto discutibile, tra l'altro che sia in una fase difensiva, è stato un po' ingenuo lui a trascinarsi gli attaccanti all'Inter in area, comunque il contatto è abbastanza dubbio. Questo vale anche per altri episodi, non solo per l'episodio di ieri, quindi sono d'accordo con te. Credo che il VAR io l'ho accolto con favore, perché ho pensato che finalmente si faceva più chiarezza su determinati episodi, però vedo che la gestione è ancora così confusa che a volte alimenta quasi più polemiche, perché uno poi alla fine dice ma come, neanche con il VAR vedete certe cose, no? Quindi non si capisce mai l'interpretazione che viene data. Sembra che non si vogliano attenere a quelle che sono, diciamo, quelle 4-5 regole su cui devono loro in qualche modo vigilare. Certe volte utilizzano la chiamata un po' così, un po', è quella la cosa che dà fastidio, no? Perché uno dice, vabbè, ha chiamato e basta, poi l'arbitro stesso non è che vada in qualche modo contro quella che può essere la decisione di una macchina, perché dopo alla fine dovrebbe anche spiegare per quale motivo rifiuti la decisione della macchina, perché poi non possono parlare gli arbitri e quindi è un cane che si morde la coda. Maurizio? Ma io guarda, sono vecchio stampo no, il calcio è snaturato, perché quando la palla poi si avvicina all'area di rigore, i difensori devono stare veramente attenti a come muoversi, perché se tocchi con il braccio dietro, braccia, dove le metti? Alla fine, Certo. ragazzi, il calcio non è questo. Il rigore ai miei tempi era rigore quando uno in area ti falciava. Se un difensore entra sul pallone e poi tocca anche la gamba, non è rigore, mai per me.
secondo me non è mai rigore. L'intervento deve essere netto, sull'uomo, stop, per me il rigore è questo. Poi è chiaro, ci adattiamo ai nuovi regolamenti e caos totale, perché se alla Juve dai un rigore, come hai dato in occasione di Inter-Juve a 2 minuti dalla fine, e poi la domenica successiva Roma-Milan, un episodio identico, non dai rigore alla Roma, no, spiegatemelo voi. Appunto per questo dico che sembra quasi una... Spiegatemelo. Cioè non è successo un mese dopo, è successo 7 giorni dopo. Certo. E per questo ho un po' il dubbio che questa situazione sia proprio legata al fatto che si voglia creare a tutti i costi una materia, e quindi una materia, diciamo, di polemica, e per poter parlare, tenere su l'argomento calcio, che sinceramente secondo me non dovrebbe aver bisogno, perché se non si fa altro che educare le nuove generazioni alla polemica, quando invece bisogna educare alla bellezza del calcio, alle giocate del calcio. Ieri abbiamo parlato di alcune, per esempio, abbiamo parlato di Çalhanoğlu, no? delle giocate che può aver fatto, può essere piaciuto, non essere piaciuto, dell'aspetto tattico. Invece qua si va sempre a lasciarlo in disparte, perché siamo legati anche al vero calcio. Non dico sempre romantico, però insomma il calcio, il vero calcio, insomma quello che è legato proprio agli episodi, e ultimamente l'ultimo periodo solo le nuove generazioni apprezzano ovviamente questa tipologia di calcio, ma noi che abbiamo qualche anno in più le differenze ce le abbiamo, le vediamo sotto i nostri occhi. Senti, scusa, sì, prego, un tempo per avere un rigore c'era da fare, tanto scusa, per ottenere, rigore? Non ho capito. Per ottenere un calcio di rigore, insomma, ci voleva un bel fallo, Sì, no, lo so. Oggi C'erano anche i furbi anche una volta, non c'è, sì, c'erano i furbi. Assolutamente. Però questa cosa sta diventando un po' una forma di spettacolo, sia con la mano che volevo... Scusami, volevo aggiungere una cosa, Fulvio, che poi secondo me uno dei problemi è anche l'uniformità di giudizio. Certo. Perché poi le polemiche nascono da questo, che un episodio, anche adesso, al di là del discorso della VAR, anche ieri facevo riferimento al gesto di Çalhanoğlu. Ibrahimovic settimana scorsa a Roma ha fatto un gesto simile, dopo il fischiato, e l'hanno ammonito. Quindi allora io non voglio dire deve essere ammonito sì o no, però ci deve essere un'uniformità di giudizio. Certo. Ammonisci sempre o non ammonisci mai. Sono d'accordo con te. E poi c'è comunque il discorso del VAR, che adesso in una centrale operativa a Lissone, e mi domando, è mai possibile che non si comunicano tra una stanza e l'altra, per dire, avendo per l'uniformità di giudizio, ma anche perché poi se fossero separati o presso i campi stessi, in teoria ci sono i cellulari, quindi non ci sono problemi di connessione. Parlavamo del calcio di una volta, è arrivato a un certo punto il calcio di una volta non fa altro che darmi il là per poter introdurre ovviamente quello che siamo partiti in una puntata quasi zero, e quindi mi mancano una slide, mi mancano dei supporti tecnici, miglioreremo settimana prossima, però dal punto di vista della sostanza, la sostanza è questa, che calcio che fa, come del resto anche altre due rassegne che io porto avanti, di cui vedo anche voi interagite, guardate, no? Che sono appunto di Rete Libro ed Equilibri, hanno alla base il libro, in questo caso il libro di calcio o di sport. Quindi mi fa molto piacere ovviamente avere Davide Grassi, scrittore, che ha appena editato, no? Quest'anno, giusto, 2021, il Calcio alla guerra, scritto insieme a Mauro Raimondi. Eccolo qua, vediamolo, Davide Grassi, la casa editrice Milieu, giusto? Edizioni, sì. Un calcio alla guerra, Milan Juve del 44 e altre storie. Allora, a parte il fatto che tu sei abbastanza un ricercatore, no, dei derby del passato, perché c'è sempre la parte ovviamente bella, romantica, no, che riguarda appunto questo. Qua stiamo parlando invece di episodi ben precisi dove la guerra ha creato dei grossi problemi a questi campioni, no? Quindi ce ne sono stati tanti anche nella prima guerra mondiale. Quindi come mai nasce? Evidentemente la tua passione per il periodo storico, la passione per il calcio, e quindi unire queste due componenti. La ricerca quando è che è partita per poter quindi stendere questo libro e cercare il materiale? Presumo da un bel po' di tempo fa, insomma.
Il libro nasce proprio così, da questa passione comune che io e Mauro Raimondi abbiamo sia per la storia sia per il calcio, quindi abbiamo cercato un po' di unire questi 2 argomenti, abbiamo iniziato a cercare delle storie e la cosa interessante è stata che siamo trovati un po' a essere come dei minatori che continuavano a scavare, continuavano a trovare storie, tanto è vero che alla fine abbiamo dovuto fermarci perché sennò avremmo dovuto andare avanti ancora per un sacco di tempo, perché abbiamo iniziato sul libro in realtà ancora 3 anni fa e la cosa più difficile è stata proprio andare a La scovare ricerca, delle storie, la molte ricerca. molte delle quali proprio quasi sconosciute. Quindi, ad esempio, c'è anche questa storia di Milan-Juve del '44 a cui accennavi, è una storia di cui si parlava a Milano, ma sempre così per sentito dire, perché non ci sono dei documenti veramente, che spiegano cosa è successo. Noi siamo riusciti un po' a ricostruire anche andando all'Archivio di Stato, abbiamo trovato dei fonogrammi con i nomi delle persone e abbiamo capito che in breve è andata così. Hanno organizzato questa partita Milan-Juve, al termine della partita l'altoparlante ha detto adesso le donne e i bambini escono da una parte e gli uomini escono da un'altra e all'uscita c'erano i nazisti tedeschi che aspettavano le persone che erano andate allo stadio e che sono poi state deportate in Germania per andare a lavorare nelle fabbriche tedesche. Quindi mi immagino queste povere persone che erano andate a vedere una partita tranquillamente si sono ritrovate scaraventate in Germania a fare manodopera per il regime nazista. È una storia molto triste, anche se poi non sappiamo bene che fine abbia fatto queste persone. Molte saranno sicuramente anche tornate in Italia, ma è difficile ricostruire tutto quello che è accaduto. Beh, insomma, indubbiamente con un'esperienza tremenda, veramente, chissà. Purtroppo queste sono le situazioni. Beh, diciamo che però il calcio in qualche modo esorcizza, no? Può esorcizzare. Io mi ricordo, per esempio, l'avvocato Peppino Prisco, non c'entra niente di Inter in questo caso, ma lui essendo alpino aveva fatto la campagna in Russia, è stato uno dei pochi che sopravvissuti dalla campagna in Russia. Tornando indietro con la tradotta si fermarono, non so se a Bolzano, non mi ricordo più esattamente, insomma venendo dalla Germania, dall'alto, riuscì a vedere durante la fermata piccola rivendita di giornali e vide la Gazzetta, quindi lui riuscì a scendere e a comprarsi la Gazzetta dello Sport, quella rosea che non faceva altro che far riniziare una nuova vita, no? E dice, e infatti lui quando lo prendevano un po' in giro diceva, ma lei insomma parla sempre abbastanza ovviamente legato allo sfottò Inter e Milan, poi chissà cosa gliene dicono, dice guardi io quando ho visto quella gazzetta ho detto per me ho fatto bingo, insomma praticamente tornava alla vita. Questo per dire che arrivato a un certo punto il calcio è comunque come passione, abbiamo parlato male del calcio di adesso, però insomma comunque il calcio è una bellezza dal punto di vista immaginario, fisico, come passione. Maurizio. No, avete parlato di quelle, Davide ha parlato di Milan Juve del 44 con i nazisti fuori ad aspettare e mi riallaccio proprio al 44 perché ci sono state anche storie belle di calcio, tipo lo scudetto vinto dallo Spezia, no? Sì, Quello dei di vigili del Pompieri. fuoco, dei pompieri che andarono a giocare all'Arena a Milano e vinsero contro il Toro e seppero poi dello scudetto conquistato solamente il giorno dopo, al loro arrivo, al loro rientro alla Spezia. Quindi storie brutte e tristi, ma anche storie belle. E non capisco perché la federazione non voglia riconoscere questo scudetto allo Spezia, gli ha fatto mettere un logo sulle magliette, un tricolore, un ovale tricolore, ma credo che uno scudetto riconosciuto farebbe bene a tutto il mondo del calcio, uno scudetto in quel modo poi, anche se era un campionato di guerra, per l'amor del cielo, diviso in 3 fasce, sud, nord e centro, Sì. però era comunque uno scudetto e credo che lo Spezia lo meriterebbe. Ecco. Insomma, vabbè, insomma, quindi invece il rapporto con Mauro Raimondi è paritario, Davide, oppure vi dividete i compiti? Perché non è il primo libro che scrivete insieme, mi sembra, no? Sì, no, ci dividiamo i compiti. Ad esempio, quella storia Milan-Juve del 44 l'ha scritta lui, si è documentato soprattutto lui. Io mi sono dedicato, ad esempio, anche a un capitolo che riguarda non solo il calcio, ma anche gli sportivi di altre discipline che sono finiti poi anche loro nel vortice della guerra. Qualcuno ha fatto il partigiano, qualcuno è stato deportato perché era ebreo, qualcuno ha fatto il militare, che ha combattuto
durante sia la prima che la seconda guerra mondiale. Ho cercato un po' di mettere insieme queste storie, ripeto, molte anche sconosciute, quindi la cosa bella secondo me è stata proprio non tanto parlare di quei nomi che magari sono noti, perché ci sono anche dei nomi famosi nel libro, da Ralph Vallone ad Alfredo Mazzini, medico del ciclismo, a Dick Palek, Maestrelli, però ci sono proprio dei giocatori, dei nomi, dei sportivi che erano stati dimenticati, che nel nostro piccolo speriamo di avere più portato a memoria. Sulla copertina che sto vedendo in questo momento, anzi rimandiamola in onda, eccola qua, sulla parte qua a destra, sopra la parola Alla, c'è un grande campione che accomuna sia l'Inter che il Milan ed è appunto Peppino Meazza. E quindi anche lui poi era un po' l'alfiere, no? Di quella nazionale, era il personaggio più rappresentativo. Cosa viene riportato all'interno del libro riguardo appunto Meazza? Ma direi Meazza in realtà non c'è molto, la foto è stata scelta perché comunque era bella, rappresentativa di un periodo. Perché era quel periodo lì, era il Sì, periodo. sì. Però ci sono altre storie che secondo me sono interessanti, ce n'è una incredibile che accenno rapidamente, una partita giocata a Sarnano in provincia di Macerata per una squadra di tedeschi e una squadra di italiani. E lì c'erano alcuni partigiani, anche sembra, nella squadra degli italiani che temevano questa imboscata. Però questo povero arbitro Maurelli, che era della zona, a cui fu chiesto da un gerarca nazista di organizzare questa partita, temeva fosse qualcosa di spiacevole, però alla fine riuscì a mettere insieme una squadra di 11 giovani e a fine partita era previsto anche un rinfresco e questi 11 giovani, una volta finita la partita, sono scappati subito in montagna perché temevano che succedesse qualcosa di molto spiacevole, che per fortuna poi non si è sì, queste concretizzato. capitano, ci sono delle situazioni perché poi alla fine le guerre lo fanno diciamo gli uomini da un punto di vista proprio vero e proprio, e quindi ci sono le famose guerre di postazione, no? E soprattutto quelle della prima guerra mondiale, dove gli austriaci erano sopra la montagna e gli italiani erano sotto, o viceversa, a seconda delle varie situazioni. E poi quando c'era l'ultimo dell'anno si scambiavano in lontananza delle specie di saluti, no? Perché quando rimanevi di postazione, no? Non è che andavi a combattere, rimaneva fermo lì e vabbè, insomma, quindi almeno ci piace un po' ricordare questo, poi magari se ne appunto di sicuro se ne sono date di santa ragione, quindi vabbè. Chiudiamo il discorso. Riguardiamo il calcio invece come possibilità per poter ricordare delle belle gesta di giocatori molto molto importanti, molto belli, che appunto in qualche modo ci accomunano noi stessi. Questo tanto per dire che nel mio dream team, nei miei 11 della mia vita, probabilmente ci sono dei giocatori che Maurizio Ceccarelli avrà messo, Davide Grassi probabilmente no, per ovvi motivi. Allora questo è il momento del Dream Team, chiedo a Maurizio Ceccarelli l'11 del suo Dream Team del cuore, quindi vediamo. Sottolineiamo del cuore. Sottolineiamo del cuore. Allora, aspetta perché io devo segnarmeli, perché io poi nel tempo aggiorno una classifica, non finisce mica qui. Eccolo qua, allora vediamo. Allora, Sarti. Osti, siamo partiti alla lontana. Siamo partiti alla lontana perché l'ho conosciuto, perché ci siamo visti tante volte, è un nostro socio del club, quindi una persona che mi ha raccontato veramente tantissime belle storie, quindi metto Sarti. Maurizio, c'è un'impostazione di ruolo, insomma, ho cercato, modulo, sì, ho scambiato un paio di ruoli, perché però si parla sempre di mediani, quindi può andare bene. Con il numero 2 ho messo Bergomi, sì, con il 3 Facchetti, sì, con il 4 Cambiasso, sì, con il 5 Mauro Bellugi, anche per lui vale lo stesso discorso di Sarti, un grande amico, una persona che ho conosciuto bene, quindi certo, grande affetto. Con il 6 Armando Picchi, con il 7 Bianchi, Alessandro Bianchi, sì, a cui sono molto legato. Lele Oriali con l'8, sì, Boninsegna con il 9, sì, e poi 2 non interisti, con il 10 Maradona, ma non solo per le qualità tecniche, perché secondo me è stato un uomo che ha sbagliato tanto
ma ha pagato, e quindi per me questi personaggi meritano sempre un posto di riguardo nel mondo del calcio. E con l'11 Gigi Riva. E Gigi Riva, eccolo qua. Beh, insomma, è un anni 70, quindi questa Sì, come sì. impostazione di base, Cambiasso in quella posizione lì, Bellugi, Picchi, quindi marcature a uomo, terzini di copertura ma fluidificanti, bianchi, il cervello come l'aveva definito Trapattoni, il computer di fascia. Oriali un po' spostato in quella zona lì, un po' più in avanti rispetto al solito. Poi abbiamo Maradona che è il fantasista, deve coprire Oriali, deve coprire le spalle a Maradona, come del resto Joanin Lodetti copriva le spalle ovviamente a Rivera. Sì. Dopo andremo, magari l'ha messo dentro Davide, non lo so, vediamo. E poi Boninsegna, che per me anche nel mio immaginario, anche se ci sono stati grandissimi campioni come ad esempio Van Basten, per esempio io la vedevo per Van Basten, però Boninsegna ha quel quid del centravanti sfangatore, che non ha paura di niente, e Gigi Riva effettivamente era un grande giocatore, una grande ala sinistra. C'è tanto affetto, Fulvio. Sì, vedo, infatti vedo. Bene, allora vediamo se è di stampo, di connotato nerazzurro o rosso-nero, quello da parte di Davide Grassi. Vediamo. Allora, anche la mia per 8/11 è milanista, per ovvi motivi. Poi ho inserito 3 nomi extra per variare un po' sul tema. Ok. Allora, in porta ho messo Cudicini, perché il Ragno Nero è stato un mito. Vi siete trovati, perché era praticamente... Vediamo come va a finire, Dai, ok, Cudicini. Questo Cudicini. Poi ho messo terzino destro Mauro Tassotti, perché anche lui sono molto affezionato, è venuto in Serie B con il Milan, poi è passato Sì. dalla Serie B alla Coppa dei Campioni. Siete andati in Serie B, ho capito. E non dovevo dirlo, perché poi sapevo che mi facevo del male da solo, però Scherzo, dai. il bello è Allora, stato questo, passare dalla B alla Coppa dei Campioni. Beh, al terzino certo, sinistro Paolo Maldini, non potevo beh, esimermi. ovvio. Sì, Col 4 ho messo Carletto Ancelotti, con il 5 ho messo Rosato, anche lui perché è un ricordo di sì. infanzia a cui sono legato. Il 6, va bene, non lo dico neanche perché mi sembra scontato, Franco Baresi. Poi per variare un po', andare fuori dal Milan, alla destra ho messo Bruno Conti perché mi è sempre piaciuto molto, e poi comunque mi ricorda quel mondiale grande dell'82 giocatore. a cui siamo legati tutti. Il miglior giocatore del 1982 dei campionati del mondo è stato definito. Esatto, all'8 ho dovuto mettere anch'io un fuoriclasse di quelli extra Milan, anche se magari un po' fuori ruolo, e sarebbe Cruyff, che l'ho sempre ammirato in modo smisurato. Centravanti Marco Van Basten, perché è la perfezione impersonificata. Numero 10, anche questo è un po' scontato perché è sempre stato il mio idolo d'infanzia, il motivo per cui sono diventato milanista, Gianni Rivera. E all'11 anch'io sono d'accordo con Maurizio, Gigi Riva, perché mi è sempre piaciuto sia come giocatore sia anche per le sue qualità umane. Anche il fatto che sia rimasto sempre a Cagliari, così ha quell'alone di romanticismo che alla fine piace. Beh, diciamo che vi siete trovati, anche se su sponde differenti, però indubbiamente sono similari, no? Proprio le scelte dei giocatori, Tassotti, Bergomi, Maldini e Facchetti, che rappresentano i numeri 3 per eccellenza, no? Il primo, quasi chi ha continuato le gesta di Facchetti, sostanzialmente c'è stato Cabrini in mezzo, però insomma è quel tipo di ruolo, quella bellezza di ruolo, quella fisicità proprio ben precisa. I portieri storici degli anni 60, centrocampista più moderno, un Ancelotti con un Cambiasso, lo stopper indubbiamente arcigno come Rosato e Bellugi, Baresi e Picchi, quindi comunque forza ed eleganza. E poi insomma sulla fascia destra Conti è molto creativo, Cruyff è un giocatore che stravedo per lui, indubbiamente Van Basten, centravanti fantastico, Rivera grandissimo campione, uno dei migliori che l'Italia ha mai avuto, e Gigi Riva, appunto perché nell'immaginario Gigi Riva è andato veramente a solleticare le menti di tantissime persone. Non ultimo ho letto un post recentissimo di Totti, che praticamente quando c'è stata la premiazione sono andati a Roma, dove c'era presenza del consiglio dell'epoca, eccetera eccetera, insomma, a fare il giro. Lui non era molto d'accordo, Gigi Riva era l'accompagnatore, praticamente si era messo
di traverso, non voleva che salissero sul pullman per fare il giro, no, della nazionale del 2006, dei politici o delle persone che si mettevano in evidenza, tanto più che c'era stato Calciopoli, no? E quindi dice, e allora a quel punto lì ha visto che invece le sue rimostranze non sono state accolte, lui ha preso il trolley e se n'è andato in Sardegna. Questo per dire il personaggio fino in fondo, tutto d'un pezzo, no? Quindi in teoria uno di Leggiuno, provincia di Varese, mi sembra, di Leggiuno, in realtà testone come un sardo, ecco, questo detto proprio così, un sardo trapiantato, più testone fosse di un sardo normale. Insomma, questa è la bellezza dell'Italia, con le differenze e la voglia, insomma, quindi di far vedere, perché poi lo stesso Totti, no? Raccontava che Totti è il pupo di Roma, insomma, è il personaggio di riferimento. A vedere un tale, diciamo, comportamento da parte appunto di Gigi Riva, insomma, fa pensare, ecco. Va bene, allora vediamo le prossime partite invece della nazionale. Dunque, no, richiudiamo un attimo il discorso del libro, eccolo qua, Un calcio alla guerra, Milan Juve del 44 e altre storie, Davide Grassi e Mauro Raimondi, edito da Milieu. E quindi avete delle presentazioni prossimamente? Sì, abbiamo una presentazione a 600 qui a Milano in via Savona, certo. che tu conosci bene, Conosco bene, che è giovedì 18 novembre alle ore 18, quindi chiunque volesse partecipare. Se riesco faccio una scappata volentieri. Va bene, andiamo a vedere un attimo invece le partite della nazionale italiana, perché siamo in un punto molto ma molto importante, uno snodo importante, perché bisogna andare a vincere, contro la Svizzera. Quindi abbiamo il 12, venerdì 12, abbiamo questa. Io non ho visto, però abbiamo un po' di infortunati, no? Mi sembra che Zaniolo, non so, Barella come anche Bastoni ieri sono usciti un po' acciaccati. Abbiamo questa Italia-Svizzera e poi abbiamo invece lunedì, e quindi 3 giorni dopo, abbiamo Irlanda del Nord-Italia. Questa nazionale vi è piaciuta ovviamente perché siamo andati a vincere, però ci contavate quando c'erano tutte quelle vittorie, adesso non mi ricordo più quanto siamo arrivati, a 36, non mi ricordo più quante vittorie sono state fatte, ecco, quindi qual è il vostro giudizio? Perché alcuni sono molto critici, no? Quando si è perso nella semifinale della National League, ecco, questa è l'Italia, è stato un fuoco la partita in Inghilterra e tutta la performance che c'è stata ovviamente dell'europeo. Davide, il tuo pensiero? Ma secondo me Mancini ha fatto un lavoro eccellente, perché ricordiamo anche in questo caso, come abbiamo detto prima, di Pioli, in che condizione ha preso la nazionale lui. È riuscito a vincere un europeo, a dare un gioco convincente, a rendere la squadra imbattuta. Secondo me, io sono abbastanza ottimista anche per il futuro, anche se contro la Spagna effettivamente qualche lacuna c'è stata. Secondo me, da una parte non mi è piaciuto per niente il nervosismo di Bonucci, che non è nuovo, questi atteggiamenti, essendo Sì, ha creato un capitano, problema. dovrebbe controllarsi, ed è stato anche espulso per questo motivo. E dall'altro c'è questo problema che è il centravanti, che Immobile con il nazionale non ha mai ingranato, Belotti per gli infortuni e cali di forma, anche lui non ha mai inciso più di tanto. C'era Spadori, ma è ancora giovane, un po' acerbo. L'Italia è una buona squadra, però forse ha un punto debole nel fatto che costruisce molto gioco, però non ha un finalizzatore all'altezza poi del resto della squadra. Però, ripeto, sono comunque moderatamente ottimista. Maurizio, sei d'accordo con tu sull'analisi dell'attacco anche Sì, della sono nazionale? d'accordo e non capisco le critiche su una squadra che ha vinto appena 3 mesi fa un europeo, cioè forse non ci rendiamo conto di cos'è un europeo. L'Italia c'era riuscita una volta sola nel 60, Sotto 68. 68, con Facchetti capitano fra l'altro. Insomma, vinci un europeo e 3 mesi dopo hai qualche difficoltà con la Spagna, perdi la partita, ci può stare, ragazzi, cioè non mi sembra niente di così clamoroso. Sei ancora in piena corsa, la Svizzera è sicuramente battibile, e certo che l'Italia dovrà fare la sua partita da Italia con l'attenzione giusta, però sono ottimista, ecco, penso che si possa fare. Bene, no, perché sarebbe tragico dover andare dopo Sì.
agli spareggi. Vediamo, poi c'è sempre la possibilità. Credo che non potremo mai ripetere la performance, è anche un'altra squadra questa rispetto a quella che era veramente in fase calante quando perse con la Svezia, no? Uscì con la Svezia nello spareggio. Va bene, vediamo l'ultima cosa, siamo arrivati alla fine della trasmissione, comunque le partite del prossimo turno che si svolgeranno da sabato caspita, fino anche ovviamente al lunedì c'è una bella spalmatura, quindi prepariamoci. Quindi abbiamo Atalanta Spezia, Fiorentina Milan. Bella. Sì, Salernitana Sampdoria, questa è una partita della paura perché la Sampdoria sta scendendo rotto di collo. L'Inter Napoli, quindi abbiamo Fiorentina Milan sabato alle 20:45 e Inter Napoli alla domenica alle ore 18. Poi Verona Empoli, bella partita anche questa. Lazio Juventus, qui abbiamo un po' di delusione. Abbiamo parlato di Juventus, però vabbè, insomma, la Juventus è a 14 punti dalla vetta, mi sembra ormai in difficoltà, quindi vediamo quello che riuscirà a fare. Ormai il progetto deve crescere, quindi Sassuolo Cagliari alle 12:30, Bologna Venezia, Genoa Roma e Torino Udinese. Allora chiedo a Maurizio e a Davide quale partita andreste a vedere, non ovviamente l'Inter e il Milan, una partita che vi piacerebbe andare a vedere. Io Fiorentina-Milan, non c'è dubbio. Fiorentina-Milan. Davide? Io Inter-Napoli, anche perché sono direttamente interessato, quindi... Beh, ovviamente, certo, è vero, proprio vero, sarebbe la cosa importante. Beh, insomma, è un punto, la Fiorentina è una squadra difficilota da incontrare in quest'anno. L'Inter deve andare a battere il Napoli e comunque il Milan, qualsiasi risultato venga fuori da San Siro, credo che sia contento, no? Credo in questo momento. Credo di sì. Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Io vi ringrazio di aver partecipato a questa prima puntata. Speriamo di incontrarci più avanti. Saremo un po' più organizzati con le slide perché di solito sono più tempestivo e riesco a corredare meglio gli argomenti. Vi ringrazio Davide Grassi e direttamente Mauro Raimondi con appunto il libro Un calcio alla guerra. Grazie per aver partecipato, Davide, e auguri per il tuo proseguio da un punto di vista letterario. Grazie a te per l'invito, è stato un piacere. Grazie a te. Grazie Maurizio per aver partecipato e un caro saluto anche agli amici dell'Inter Club, ovviamente di Giacinto Facchetti di Folloni, visto che sono sempre molto attivi. Grazie mille. Grazie di nuovo, buona serata. Buona serata. Ecco, siamo arrivati alla fine della trasmissione, siamo partiti un po' in sordina, qualche piccolo contrattempo. Settimana prossima avremo più contributi, riusciremo quindi a essere ancora più performanti. In ogni caso, grazie appunto agli ospiti che sono intervenuti, sempre molto precisi e soprattutto abituati a parlare del calcio nel senso proprio più tondo del termine. Ci ritroviamo quindi settimana prossima, stesso orario. Rammento che domani ci sarà Equilibria sempre alle ore 17, quindi per un libro che va nella direzione della salute, dello sport e del benessere, e giovedì avremo La Dea dei Golosi di Enzo Braschi, non so se vi ricordate, cabarettista degli anni 80 di Drive-In, quello che faceva World Boys, il paninaro, che invece è un personaggio amabilissimo che sta facendo veramente un bellissimo percorso da scrittore. Quindi vi rammento questi prossimi appuntamenti e poi settimana prossima alle ore 17 per la seconda puntata di Che Calcio Che Fa. Ciao, buona serata.